quanto ti è piaciuto chiacchierare con me? Niente giacca e cravatta, nessun tailleur. Ecco Pepper, l'unico che tra gli sportelli di una banca può fare a meno della divisa di ordinanza. Il suo primo giorno di lavoro alla Volksbank di Pieve di Soligo è stato anche il debutto in Veneto per lui, robot umanoide con voce e sembianze fanciullesche. Dovrà accogliere i clienti e fornire loro le informazioni di base. È lui la star della settimana digitale, organizzata per avvicinare i clienti ai nuovi canali tecnologici della banca. Avere dimestichezza con smartphone, app e online banking significa risparmio di tempo, ma anche di denaro. Oltre ad aspetti di riduzione dei costi, chiaramente la banca punta sul fatto che il cliente a questo punto, quando arriva in filiale, viene in filiale per ricevere una consulenza di livello e sostanzialmente non spreca tempo per eseguire delle operazioni che possono essere benissimo fatte in remoto tramite i canali digitali. Fino a metà ottobre, nelle filiali delle province di Trento, Venezia, Padova, Treviso, Belluno e Pordenone, i collaboratori della banca, nel ruolo di angeli digitali, rispondono alle domande dei clienti e li incoraggiano a fare i primi passi nel mondo digitale. Pepper sarà presente nella filiale trevigiana e in quella di Riva del Garda. Riesce a muoversi in autonomia ed è programmato per riconoscere le voci, reagire alle emozioni e dialogare con le persone. Hai collegamento home banking al tuo conto corrente? No, Davvero? Io non riuscirei a vivere senza. Come valuti la tua esperienza di oggi in filiale? benissimo. Wow, che bello! Raccomanderesti la Volksbank ad amici e conoscenti? Sì, I più attratti da questo robot in miniatura sono gli anziani. Anche i colleghi lo hanno accolto con entusiasmo. Pepper li potrà aiutare nel dialogo con i clienti, ma non potrà mai sostituirli. Pepper è sempre affiancato da un collaboratore Volksbank che supporta il cliente nell'interazione con Pepper, e poi ricordiamoci che dietro Pepper ci sono degli umani che lo hanno programmato, quindi Pepper non sostituirà mai uomini e tantomeno collaboratori Volksbank.